Allora lui che là a fare un trasloco, no? E chiama la ditta dei traslochi. Se presenta una femmina camionista, una bella figlia, cioè bella, questo camion, no? E lui la vede, no? Fa, ma ho telefonato alla ditta dei traslochi, ma cosa che fa qua? Sono l'incaricata della ditta dei traslochi che lui la chiama perché? Che dà fastidio vedere una femmina camionista. Oh no, mi scusi, sa, ma pensavo cosa? Allora te vede che lui comincia a caricare su tutto quanto, taverna, soggiorno, camera, e via tutti in baia, pacchi, quadri, piatti, roba, tutta la mattina a caricare su roba su sto camion, tutta la mattina, no? Arriva a fine mezzogiorno, no? Alla fine fa, mi scusi signorina, vale anche una gabbia con canarin qua da caricare su, c'era un spazio qua su un cantonetto. Ah no, non la fai a noi responsabilità, no, ma mi scusi, dai, una gabbia con canarin su un cantonetto, la che sta qua, no, lui sa vergine che ho detto, ho capito, c'ho la sera alle porte, la monta su in camion, lui intanto che monta su che tacca la gabbia con sto canarin su una cerniera da Dio delle porte, cosa ha avuto che si accorge sta qua a far 2 chilometri, quante storie per far 2 chilometri con una gabbia con canarin, catto la parte e la vai via con sto camion. A prima curva, te vede la gabbia col canarin, quella è partita sopra un fos, rodo a sopra il fos, madonna, non occupa il canarin, e lui la denuncia subito, che le vengono a sapere, l'ha denunciata, tutti davanti al giudice, allora processo, e il giudice, signorina, qui signore vuole essere risarcito dei danni subiti non per il carico ma per il canarino che ci teneva tanto, il canarino, le ha ammazzato il canarino, calma, signor giudice, prima roba non ero d'accordo di menarghi, ho la detto. Secondo, lei mi ha messo per da trio senza che mi accorde. Terzo, se mi dava in mano a mi sapeva dove metterlo.